GR, giornale radio della Puglia. 27 persone ricoverate in terapia intensiva in un solo giorno, raddoppia il numero delle vittime, 350.000 i pugliesi vaccinati al momento. Gravina sotto shock, profanata la tomba di Ciccio Ettore Pappalardi, fratellini scomparsi nel 2006, il sindaco un'offesa non solo alla famiglia ma ad una città intera. Fiancheggio ai terroristi dell'attacco al Bataclan, continuava a cercare adepti per una cellula dell'ISIS. Con queste accuse, nuovo fermo per Atam Toumai, 36 anni, algerino. Il legno degli ulivi colpiti dal batterio killer alimenterà delle centrali a biomasse, ma soprattutto sta già permettendo al porto di Brindisi di rimettersi in moto, mentre le navi da crociera sono ferme. Sono le 7, 18 minuti e 53 secondi, ben trovati su Radio 1 da Renato Piccoli e Alessandro Grasso in regia per la parte tecnica. Buon martedì 9 marzo dalla TGR Puglia. In apertura abbiamo subito un'ultima ora di cronaca. In questa prima mattinata i carabinieri della compagnia di Brindisi hanno eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare emesse dalla DDA di Lecce e dalla Procura di Brindisi, 7 le persone finite in carcere, un'altra i domiciliari per reato a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e furti di autovetture dalla ricettazione. 4.100 è il drammatico e preoccupante numero delle vittime del coronavirus in Puglia. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria resta alta l'incidenza dei positivi, sono 27 gli ingressi in terapia intensiva in un solo giorno. Facciamo il punto anche sulla campagna vaccinale. Altri 25 pugliesi hanno perso la battaglia con il Covid. Le province con più vittime sono la Capitanata, 13, e il Tarantino, 7. Un numero complessivo più che raddoppiato rispetto al penultimo bollettino che registrava 10 morti. E l'aggiornamento porta il totale delle persone sopraffatte dal virus da inizio pandemia a quota 4.122. Poco meno di 600 invece nuovi contagiati, ma è una consistente diminuzione dettata dall'abbassamento del numero dei tamponi a sistema che si verifica ogni lunedì. Sono infatti 4.560 i test processati, un rapporto che mantiene l'incidenza dei casi di positività sopra il 13%. Sul fronte profilassi sono più di 350.000 i pugliesi vaccinati, fa sapere l'assessore alla sanità Lopalco. Tra questi circa 179.000 devono completare la seconda dose. Gli ultraottantenni ai quali è stato inoculato il siero sono poco meno di 69.000 e tra loro quasi 5.100 hanno ricevuto il richiamo. Iniettato l'85% delle dosi ricevute. Dai prossimi giorni, aggiunge, l'intesa con i medici di famiglia permetterà la vaccinazione degli over 80 che hanno richiesto la somministrazione a casa. Tra fine marzo e inizio aprile inizierà la campagna per i soggetti fragili. Il ritardo, spiega, è dovuto alle scorte molto contenute. Fino a metà aprile le consegne dei vaccini saranno limitatissime, conclude Lopalco. Infine l'appello della LILT di Lecce all'assessore alla sanità. Occorre vaccinare subito i pazienti oncologici e coloro che li accompagnano in ospedale per effettuare le terapie, sottolinea il presidente della sezione salentina Carmine Cerullo. Sono persone estremamente vulnerabili e non possono più aspettare. Giorgio Demetrio, TGR Puglia. E ora andiamo a Gravina. L'ingresso della cappella forzato, le lastre di vetro scardinate, è stata profanata la tomba di Ciccio Ettore Pappalardi, fratellini caduti in una cisterna nel 2006. Non c'è pace per Ciccio Ettore, i 2 fratellini di Gravina scomparsi nel giugno del 2006 e ritrovati 20 mesi più tardi senza vita nella cisterna di una casa abbandonata. Mani ignote ed esperte, come le ha definite il sindaco Alesio Valente, ne hanno profanato la tomba. L'ingresso della cappella forzato, le lastre di vetro scardinate. Il sindaco lo ha saputo dal papà Filippo Pappalardi. Evidentemente, ha commentato il primo cittadino, la loro tragica storia non basta a saziare la fame di dolore degli sciacalli. Di Ciccio Ettore non si seppe nulla per quasi 2 anni, ricerche vane, poi l'inchiesta, col padre arrestato e solo in seguito scagionato e risarcito per ingiusta detenzione. A ritrovare i fratellini furono i vigili del fuoco il 25 febbraio del 2008. Erano intervenuti per salvare un altro bambino caduto nella stessa cisterna. Ora, a 13 anni di distanza, ci si interroga sul perché di un gesto del genere. Sale su una ferita mai rimarginata, scrive ancora il sindaco, un'offesa non solo alla famiglia, ma a una città che forse con quella triste vicenda non ha fatto del tutto i conti. Fabio Forlano, TGR Puglia. Bari, crocevia del terrorismo, nuovo provvedimento di fermo per Atam Toumai, 36 anni, algerino, ritenuto uno dei fiancheggiatori dell'attentato al Bataclan e non solo. Bari indubbiamente è un punto di passaggio. E infatti moltissimi di autori di attentati sono passati da Bari, la procura di Bari non sta a guardare ma interviene efficacemente.
La Puglia è sempre più una terra di frontiera, anche nella lotta al terrorismo, ricorda il procuratore di Bari Roberto Rossi. Ne è prova il fermo di Atame Toumaï, 36 anni, di origini algerine. Era parte attiva, assieme ai suoi fratelli, di una cellula legata all'ISIS, radicalizzato tanto da cercare adepti anche mentre era recluso al centro dei respingimenti di Bari. Sentiamo il procuratore della DDA, Francesco Giannella. Ci sono delle registrazioni che ci dimostrano che ha fatto ascoltare delle fatue anche ad altri soggetti presenti nello stesso modulo abitativo dove lui era collocato, e quindi evidentemente ha cercato in qualche modo di fare proselitismo. Lui e i suoi due fratelli si muovevano tra Francia e Belgio, specializzati nel fornire documenti falsi ai terroristi, ha ricostruito la DDA. La base operativa era in Belgio. Così avrebbero aiutato anche i killer degli attentati di Parigi nel 2015, dalla strage del Bataclan a quella di Charlie Hebdo. Era arrivato dalla Francia in Italia nel 2018, fermato alla frontiera perché trovato con documenti falsi. Per questo ora sconta una condanna a 2 anni di carcere a Bari. Sarebbe uscito a giugno, ma la DDA ha raccolto nuove prove e ottenuto il fermo. Progettava di tornare in Francia. Rosa Vitarelli, TGR Puglia. Operazione congiunta di polizia e guardia costiera che a Taranto hanno scoperto un ingente quantitativo di armi e sostanze stupefacenti in un box condominiale a Leone Paolo VI. Il titolare del box, un 37enne, è stato arrestato. Rimaniamo a Taranto per parlare del siderurgico e dell'avvertenza dei dipendenti in capo all'amministrazione straordinaria. FIM, FIOM, WILM e USB di Taranto hanno indetto per venerdì 12 marzo dalle ore 8 uno sciopero di circa 1700 lavoratori appartenenti con doppio sit-in sotto la sede della prefettura di Taranto e davanti agli uffici della società in via Duomo. I sindacati protestano per la mancata integrazione salariale che non ha ancora trovato una copertura finanziaria. E intanto, sempre a Taranto, Confindustria condivide l'idea di valorizzare, riportandoli alla luce, sia i resti dell'antico anfiteatro romano presenti nel sottosuolo in corrispondenza dell'attuale ex mercato coperto, ora destinato a parcheggio auto, sia l'area archeologica emersa con gli scavi relativi alla costruzione del nuovo ospedale di Taranto San Cataldo. Confindustria dichiara: seguiremo da vicino questo percorso progettuale, rendendoci disponibili per poterne diventare parte attiva in uno scenario più ampio di ridisegno dell'archeologia urbana e quindi di rilancio del sistema Taranto nella sua interezza. Xylella, il legno degli ulivi colpiti dal batterio killer, alimenterà ora delle centrali a biomasse, ma soprattutto sta già permettendo al porto di Brindisi di rimettersi in moto mentre le navi da crociera sono ferme. Camion in coda e gru in manovra, si lavora su più fronti. Le navi attraccate in banchina scaricano merce alla rinfusa, imbarcano ferro mentre si preparano i depositi per un carico di 4.000 tonnellate che a fine mese sarà pronto per partire. Si tratta di legname triturato proveniente dagli ulivi colpiti dalla Xylella. Aldo Tanzarella, direttore di esercizio del porto di Brindisi. Che continuano a dare il loro contributo, all'economia, in questo caso un'economia circolare, una blue economy, perché una volta triturati vanno a costituire l'alimentazione di centrali a biomasse per la produzione di energia elettrica. Il materiale arriva direttamente dalle campagne del Salento, dove purtroppo il batterio non ha lasciato scampo alle piante. Qui i tronchi vengono cippati con macchinari specializzati. Quel che ne resta servirà ad alimentare le centrali a biomasse, una nuova attività che al momento impiegherà una nave al mese e che sfrutta gli ampi spazi disponibili a Costa Morena Est. In attesa del ritorno dei crocieristi, le navi attualmente ormeggiate hanno solo marittimi a bordo. L'altra novità riguarda il nuovo monoblocco prefabbricato che sarà realizzato in 40 giorni per il controllo e l'imbarco dei passeggeri. Passeggeri che quindi ritorneranno a bordo dopo le escursioni devono pertanto passare obbligatoriamente nell'ambito di un punto di controllo certificato intendo riportato proprio nei piani di security. Da Brindisi, Gianluca Lovagnini, TGR Puglia. Per la Fondazione Gimbe da 2 settimane la curva del contagio ha cominciato a risalire, portando a ricovero in 5 casi ogni 100 in terapia intensiva, 5 casi ogni 1000. A livello nazionale i posti in terapia intensiva sono al 28% della saturazione, in alcune regioni sono ben oltre la soglia del 30%. La soluzione alla delicata questione del numero dei posti letto in terapia intensiva nella proposta di un'azienda pugliese.
Nella lotta al Covid esiste un fronte, quello delle infrastrutture, caldo quanto quello della disponibilità di personale medico. La soluzione proposta dalla pugliese Mangini Healthcare, che lo scorso settembre ha vinto una gara d'appalto in Francia con un ospedale modulare prefabbricato, è stata scelta anche in Italia dal commissario per l'emergenza Covid. Il gruppo di Putignano si è aggiudicato 6 lotti per la fornitura di moduli prefabbricati con annesse dotazioni impiantistiche e apparecchiature per il ricovero di pazienti Covid-19. Per Massimo Mangini, presidente del Mangini Group, la soddisfazione è doppia. Poter svolgere l'attività imprenditoriale ed essere nel contempo utili alla collettività, soprattutto in questo periodo molto particolare, molto problematico che stiamo vivendo, penso che sia una grande soddisfazione. L'unità modulare Covid dedicata è collegata in continuità agli spazi dell'ospedale preesistente, ne diventa un'estensione dotata di una decina di posti letto per terapia intensiva. Il gruppo si sta affacciando anche fuori dall'Europa, verso l'Africa e dall'Armenia verso Oriente, da Dubai verso i paesi arabi. Ci sono situazioni in cui gli ospedali devono essere permanenti e quindi devono avere determinate caratteristiche, sempre partendo dalla prefabbricazione, che può essere quindi leggero o pesante in base alla durabilità che ci viene chiesta. Giovanni Matera, TGR Puglia. Il meteo. Buon martedì a tutti da Alex Guarini di Rai Pubblica Utilità. Correnti umide atlantiche sospingono della nuvolosità irregolare sulla Puglia, nubi più compatte tra Foggiano, Batte e Barese, qui con piogge a carattere sparso, tempo asciutto altrove, con temperature stazionarie massime tra 15 e 17 gradi, le correnti deboli, a tratti moderate e sciroccali, Mar Ionio tendente a mosso, poco mosso l'Adriatico, domani ancora una spiccata variabilità, ma poi in serata la tendenza sarà graduale miglioramento. Con questo è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti. E noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a Buongiorno Regione su Rai 3 alle 7:40. Buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio della Puglia.